Una serata omaggio alle eccellenze della regione, perché l'obiettivo del progetto Mani Friulane è proprio questo: creare sinergie, valorizzare le eccellenze del territorio ed essere non solo portatori di valori ma anche di bellezza. Tutto nasce da un quadro della pittrice Stefania Zanutta, che si richiama all'enologia e che ha ispirato articoli di moda realizzati con materiali made in Friuli dall'imprenditore artigiano Gianni Lerussi. A loro si sono uniti l'esperta di comunicazione Lisa Sgrazzutti e l'enologo Paolo Valdesolo, e in collaborazione con Regione, Confartigianato e Confcommercio i quattro hanno organizzato una serata evento intesa come tributo ai diversi volti del talento friulano in diversi settori. In apertura il commosso e toccante ricordo di Alessandro Talotti, dall'inizio vicino al progetto. Poi sono andati in scena il pianista di Maniago Luca Buosi, compositore di colonne sonore, l'imprenditore Carlos Veloso dos Santos, titolare di Amorim, azienda produttrice di tappi in sughero, che ha raccontato perché ha creduto in questa iniziativa. E ancora un saluto al comandante uscente del secondo stormo dell'aeronautica Marco Bertoli, l'omaggio alle opere Orafe di Clarice Mazzola, del ceramista Racu Luciano Beltramini, le riflessioni sull'emigrazione nel libro Friulaut di Massimo Deliva. Un applauso anche a Marco Orli, tra i 25 studenti più meritevoli d'Italia. Cuore della serata, un confronto tra Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, il dirigente sportivo Enzo Cainero e il fondatore della Lima Corporate Gabriele Lualdi, moderati dal co-direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. Mani Friulane è un segno che vuole essere sinergia per il Friuli, in Friuli ma soprattutto fuori dal Friuli. Vorremmo portare questa voglia di novità, vorremmo creare un qualcosa di alternativo. Vogliamo che il Friuli sia conosciuto non solo come lavoratori, che siamo fieri di esserlo, ma anche come portatori di eccellenze. E questa sera credo che qui le eccellenze ci fossero, penso, non dico tutte, ma quasi tutte. Vogliamo ricordare come nasce Mani Friulane allora? Nasce da un'unione, da un enologo, un artista, un commerciante, una persona appassionata di moda che ha unito tutte queste sfere, e quindi siamo riusciti da un quadro a forgiare un tessuto e di conseguenza tutti i nostri articoli che poi potete vedere e acquistare presso il nostro showroom. Parliamo di vita, allora, l'origine di tutto. Sì, esatto, questo è il messaggio che ci teniamo a dare con il nostro progetto e con il quadro di partenza. La vita che nasce dalla terra, dalle origini, e che ci auguriamo tutti possa sfociare in un brindisi, quindi in gioia e allegria. E sul brindisi non possiamo che concludere, insomma, raccontando che ci si è davvero qui allargati, insomma. Una delle eccellenze della nostra regione è il vino, ma c'era la voglia di guardare oltre. Il mondo enologico, il mondo vitivinicolo del Friuli a me personalmente ha dato molto, e in questo contesto con Mani Friulane lo voglio ricambiare nei confronti di tutti i produttori vitivinicoli che hanno saputo dare e offrire qualcosa nel loro sacrificio, nel loro fare e anche del saper fare. Ora con Mani Friulane cerchiamo di farli conoscere ancora meglio, in modo di aprirsi al mondo, non solo quello della regione Friuli Venezia Giulia, ma oltre il contesto nazionale, ma anche europeo, addirittura mondiale. Mani Friulane, la mano la dice tutta, è la mano dell'uomo, la mano sapiente di chi lavora, di chi progetta, di chi costruisce un progetto come in questo caso Mani Friulane. Lo scopo principale della vita è di offrire a questo mondo noi stessi, e noi siamo qui per questo. Quello che i nostri nonni, i nostri padri ci hanno insegnato, come dicevano giustamente i relatori questa sera, dobbiamo trasferirlo ai nostri figli, a chi viene dopo di noi, e questo è il nostro progetto futuro. Questa sera 3 personaggi che in diverso modo hanno fatto conoscere anche le eccellenze friulane. Di questo si è parlato: valore di un territorio, Enzo Cainero, che in primis hai fatto conoscere questa esperienza. Che cosa ha lasciato e che messaggio permette di mandare dal punto di vista della valorizzazione di chi siamo in Friuli? Il messaggio è semplice: bisogna individuare, scegliere, affrontare le sfide con coraggio, avere alle spalle una buona squadra, avere tanta convinzione e farlo soprattutto per un interesse generale del territorio. Io non posso dire altro che
Ho lavorato con molta soddisfazione, sono molto contento. Si può essere anche sufficientemente orgogliosi e presuntuosi di quello che si può lasciare, adesso bisogna continuare perché il mondo corre e quindi bisogna valorizzare anche le risorse umane che abbiamo. Unità tra i soggetti, un appello che ha lanciato unità anche tra i settori, insomma in questo senso quello che è stato fatto con il Giro d'Italia è un esempio traslabile dallo sport al turismo. Ma non c'è dubbio, guarda, se non c'è unità di intenti, se ci si va avanti divisi, noi siamo un targhettino piccolo di questo mondo che è inesistente. Se ci dividiamo è la fine, bisogna trovare dei momenti di incontro, non sempre facile, però insomma bisogna farlo, bisogna forzarsi. Il discorso è molto lungo, non è semplice, non è banale, però bisogna che sul territorio ognuno sfrutti le proprie peculiarità, metterle insieme e fare diventare grande tutto. Parlare di friolanità per delle aziende conosciute a livello mondiale, non solo, che operano a livello mondiale, che valore ha, che senso ha anche il legame con il territorio? Il legame col territorio è un valore fondamentale. Dico sempre che molto della Dagnili, quelle che oggi è la Dagnili, perché alla fine ci siamo trovati in una ex zona rurale e i contadini normalmente sono abituati a fare quello che serve, non a rimandare e a cercare di fare bene, altrimenti si raccoglie poco. Ecco, questo spirito di lavoro e di iniziativa è stata una delle forze dell'azienda, senza ombra di dubbio. La ricerca dell'eccellenza poi che riguarda la Danieli, che riguarda anche un cammino diciamo, provinciale e regionale dal punto di vista industriale. Lei questa sera ha detto insomma bisogna avere chiaro chi vogliamo essere, che settori vogliamo andare a coprire e fare sinergia in questo senso anche in Confindustria sarà fondamentale. Sì, l'ho imparato in Sudafrica tanti anni fa quando facevo l'amminatore, sono andato ad avviare un impianto a Kais River vicino a Cape Town, sono diventato amico di un giovane boero che mi ha invitato a fare brunch durante una domenica a casa sua. Suo padre aveva una fattoria, farm. Sono arrivato e ho sentito sparare e dico ma cosa fate? E ho visto dei scimpanzé umanoidi che scappavano, dico ma ammazzate proprio quelli? Dice sì. Ma perché, dico io? Vedi, quello lì è una razza che va nel campo di pannocchie, prende una pannocchia, la mette sotto un braccio, ne prende un'altra, la mette sotto l'altro braccio, ma non si accontenta, ne prende un'altra e quella che aveva preso cade. In sostanza, per andare via con 2 pannocchie, mi distruggono il campo. Messaggio chiaro, Danieli, Lima intende un rapporto con il territorio anche come una restituzione di quello che si è costruito. Diciamo la storia della mia famiglia, dell'azienda ha 90 anni di presenza nel territorio, nel Friuli, quindi con un'espansione in tutto quanto il mondo. Io ho sempre ritenuto di ripagare il Friuli con la mia presenza, con il mio domicilio, con la mia residenza e reinvestendo anche in attività non inerenti all'attività industriale. Questo è il ringraziamento al territorio di quello che ci ha permesso di diventare leader al mondo. Ha ancora senso in un mondo così globale parlare di local, di territorio, dico anche a livello imprenditoriale, non parlo della sua azienda ma in generale? Beh, certo che ha senso perché ci sono delle tradizioni che si creano nei territori. Il Friuli è un territorio che si è creato anche nell'industria delle tradizioni, che hanno il loro peso nel reperire la manodopera specializzata, nel far crescere le persone. Ma non è solo la bellezza del territorio, ma la bellezza è data anche dalle persone che lo frequentano. Uno dei migliori studenti in Italia, questa sera si è parlato di eccellenze friulane. Che significato ha per te questa parola eccellenza e insomma anche da giovane in un mondo che guarda molto anche all'estero, che valore ha per te insomma l'appartenenza al tuo territorio? Bah, diciamo che per me ha una valenza multipla, nel senso che parte dall'essere un onore, quindi ricevere questa onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona penso sia una grande emozione e un grande onore per me e per la mia scuola, per il mio territorio. È un onere allo stesso tempo perché si traduce nella responsabilità di dover rappresentare uno Stato che mi ha dato tanto in questi anni dal punto di vista scolastico, della formazione scolastica e universitaria in realtà. E
ed è anche una sfida affascinante, allettante per il futuro che mi aspetta, e nel quale cercherò di porre sempre la stessa dedizione, lo stesso impegno e la stessa passione che mi hanno contraddistinto negli anni scolastici, cercando di essere un degno rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia nel mondo del lavoro. Con quale sogno in particolare? Io adesso frequento la facoltà di medicina e chirurgia a Udine, e quindi medico, non so quale branca, forse neurologia, neurochirurgia, quello sarebbe l'idea base, poi vediamo, insomma, non mi precludo niente al momento. Si passa anche dall'estero per formarsi? Io preferirei rimanere in Italia, magari qualche esperienza all'estero sicuramente la voglio fare, ma principalmente vorrei formarmi in Italia e cercare di restituire allo Stato quello che mi ha dato in questi anni dal punto di vista scolastico, anche nel mondo del lavoro. Massimo D'Eliva, parlare di valorizzazione di eccellenze e di territorio ci porterebbe a considerare l'emigrazione come un disvalore, perché ovviamente porta lontano quelle che possono essere le risorse proprio della regione, ma questa sera ha sottolineato un concetto importante, che è quello della eventuale circolarità del tutto. Il Friuli può ricevere, avere qualcosa indietro da quanto ha dato in termini di risorse umane? Sì, lo può fare, assolutamente. È fondamentale il tessuto di imprese che abbiamo, sia nell'industria che nei servizi, e questo può aiutare non solo l'industria e i servizi, ma può anche aiutare i giovani appunto a restituire quello che hanno imparato all'estero, in modo tale che l'Italia non sia solamente un gigantesco ente di formazione, ma sia anche un posto dove tornare a dare valore aggiunto che crei ancora più occupazione e quindi benessere in questo territorio. Friulaut deriva da un lavoro immane di interviste, oltre 100. Ecco, chi è andato all'estero banalmente andrebbe ascoltato, perché valorizza in modo diverso quello che noi non vediamo magari giornalmente. Sì, hai detto bene, Francesca, è proprio quello. Ho cercato di ascoltare tutte le storie di circa 110 persone che sono emigrate in 40 paesi nel mondo e che raccontano non solo la scelta professionale di lasciare in Friuli, ma che cosa hanno trovato all'estero. E questo confronto Friuli-estero è non solo una questione economica, ma anche sociale, religiosa, politica, culinaria, di opportunità. Per cui credo che il libro vada letto, perché è un libro di storie reali, vere, come possono essere quelle dei vostri parenti che magari stanno riprendendo ad emigrare, per fare un'idea anche su di loro. Questa sera si è parlato di come valorizzare delle eccellenze, di legame con il territorio dal punto di vista di diversi settori. Mi piacerebbe sentire anche quella che è l'opinione, perché abbiamo sentito tanti friulani, di chi questa cosa invece la vede dall'esterno, ecco, e la vede appunto da un mondo imprenditoriale che può fare del local il suo valore, ma in che senso? Per noi fare impresa è anche essere vicino al territorio. Essere vicino al territorio è essere vicino alle forze del territorio, alla cultura, all'aspetto della società. Perciò io credo che questo progetto abbia dentro un po' tutti questi presupposti, che sono un po' i presupposti che noi utilizziamo nel nostro modello di gestione, cioè cercare di fare impresa, ma fare impresa in modo responsabile, cercare di prendersi cura del territorio. Ecco, oggi abbiamo visto come si può prendere cura di un territorio in un modo diverso. Qual è il ritorno di tutto questo? Ma il ritorno è quello di fare la cosa giusta, fare quello che è per noi oggi l'essenza della sostenibilità, cioè lasciare ai nostri figli un mondo simile a quello che noi abbiamo preso in eredità dai nostri genitori, ed credo che questo sia una buona personificazione di questo modello. Come ha conosciuto il Friuli e quale può essere la peculiarità di questo territorio? Ma il Friuli per me è una delle prime regioni che ho visitato quando sono arrivato in Italia. Ho trovato sempre in Friuli gente molto operosa, gente che si dà un gran da fare e delle persone che non fanno tanto rumore, cioè delle persone che lavorano in silenzio, che cercano di portare su quello che è la loro mission, quello che è la loro regione. E dopo il Friuli è una delle regioni più belle
che ci sono in Italia e soprattutto io che sono nel mondo del vino, anche una delle regioni con più peculiarità nel mondo del vino. Perciò per me è una regione assolutamente fantastica. Lo sfruttiamo abbastanza secondo lei? Perché parliamo dei pregi, ma parliamo anche, non dico dei difetti, ma di quello che si potrebbe fare meglio. Ma io credo che il friulano doveva essere più in grado di soffiare il suo proprio corno, cioè il corno nel senso quando lei sale la montagna e si soffia questo corno per comunicare con la montagna di là. Ecco, devono imparare a mio avviso ad essere un po' più promotori, ma essere un po' anche più stroversi, avere più coraggio di vendere quelle che sono le tante bellezze e le tante belle cose che si fanno in Friuli. Luca Bosi, questa sera si è parlato di eccellenze, di legame con il territorio. Per me l'eccellenza è comunque riuscire a esaltare la propria espressione, il proprio essere, e credo che comunque nel mio campo, dunque nel campo della musica, è fondamentale, soprattutto l'ambito delle emozioni. Riuscire a trasmetterle nella musica credo che sia fondamentale, e quando poi questo viene riconosciuto in giro per il mondo è fantastico, perché hai un riscontro ovviamente, e questo è bellissimo. Ovviamente noi da musicisti puntiamo sempre a cercare l'emozione più che le note, e quando riesci a trasmettere un'emozione il tuo risultato l'hai raggiunto. Hai scelto un settore insomma che vede i suoi centri mondiali lontano dal Friuli, ma si può essere internazionali e rimanere qua in regione e non so, trai anche ispirazione da quello che è il tuo territorio nelle tue opere? Beh, il mio territorio fa parte di me, del mio bagaglio, della mia vita, perché comunque quando compongo è il risultato comunque di un percorso sia di studi sia comunque emotivo, dunque quello che riesco a trasmettere comunque fa parte comunque della mia vita, di quello che ho vissuto. Il mio territorio ovviamente è sempre dentro il mio cuore, dunque fa parte. È chiaro che poi ogni tanto bisogna prendere la valigia e andare in giro per il mondo, perché comunque bisogna confrontarsi. Quando hai scelto questa strada, l'essere friulano ti è sembrato un limite, perché alle volte ci sembra di essere un po' periferici, quando forse in realtà dovremmo essere più centrali? Beh, ogni tanto un limite lo è, nel senso che comunque per cercare, diciamo, anche i registi con cui collaboro sono comunque di Firenze, Roma, sono abbastanza lontani dal Friuli, e dunque anche un confronto anche a livello umano, e dunque non a livello lavorativo, che comunque serve per poi creare quel feeling maggiore per poter creare i lavori, ogni tanto serve. Questa cosa qui però cerchiamo di sopperirlo grazie alla tecnologia, dunque adesso utilizziamo tutti i social e quant'altro, però ogni tanto il nostro territorio ci limita, però è la parte scura della medaglia, però va bene così. Claudio Bordon, prof, viene sempre da chiamarla così, tra le eccellenze friulane c'è anche lei. Finalmente c'è un movimento importante riguardo alle qualità che il popolo friulano ha saputo nel tempo sviluppare. Le qualità in questa regione non mancano, sono molto spesso state abbandonate, o perlomeno più che abbandonate soffocate, non lo so per quale motivo, ma è ora anche che noi ci apriamo a nuovi eventi, a nuove possibilità, e anche forse con maggiore coraggio e maggiore consapevolezza dei propri mezzi, indubbiamente, anche perché il sacrificio che noi facciamo e hanno fatto i nostri padri e le generazioni devono averci lasciato qualcosa, che è appunto quello di essere più creativi, più propositivi e finalmente anche farci notare una volta in più in questa realtà. Friuli da lasciare in un certo senso, non in senso negativo, ma per conoscere, per aprirsi, è quello che ha fatto lei anche con la sua lunghissima carriera. Friuli anche nel quale però tornare, lei sta dando un contributo importante a una realtà della nostra regione che è il Tavagnacco calcio femminile. Come mai questa scelta? Che mondo sta scoprendo? Mi dicono con grande entusiasmo. Ma è la prima volta che parlo di questa cosa, e avevo deciso di farlo così dietro le quinte, ma è impossibile. Mi fa piacere comunque parlare relativamente a questa esperienza. È stata un'occasione credo unica, perché conosco l'allenatore
il quale così mi ha detto dai vieni, mi dai una mano, e poi in realtà a me mancava questa esperienza. Devo dire che mi sono approcciato in punta di piedi, perché non conoscendo appunto la filosofia e anche la psicologia del mondo femminile, ho detto prima entro, vedo, tasto e poi decido. Niente, devo dire che sono molto contento, molto entusiasta. Ho trovato un gruppo fantastico, le donne ci insegnano molte cose e direi che non lo so, io sono stato accettato anche molto bene dalle ragazze, quindi credo che per loro il fatto di avere un contributo che viene anche da un mondo professionistico, o perlomeno con un'esperienza di tipo professionistico, ma quello che vorrei in più vorrei fosse proprio il fatto che io fossi accettato come una persona qualunque, una persona comune che fa il suo lavoro al meglio e con la massima disponibilità. Ha ancora senso parlare di friulanità o di necessità di valorizzare i talenti locali? Ha un senso o in realtà no? Va superato? Ma direi di sì, che ha un senso assolutamente, così come ci sono concetti di appartenenza in altre realtà perché non devono essere nel nostro mondo, assolutamente. C'è da dire che forse stiamo un po' avendo un riscontro che è proprio quello generazionale, nel senso che forse qualche figlio in più ci dovrebbe essere, ma forse la nostra terra è una terra originale. Nel senso che qui stanno bene tutti, perché ci sono spazi per tutti, ci sono possibilità per tutti, quindi non vedo per quale motivo anche in questo caso non dovremmo puntare anche sui valori locali. Mister Massimo Giacomini, lei in un certo senso l'ha visto nascere questo progetto, no? Di Mani Friulane. Che idea si è fatto di questo progetto? Questo progetto è fatto da persone molto interessanti che hanno certe idee che io credo tutti dovrebbero avere per mantenere un certo discorso nel Friuli Venezia Giulia e quindi creare anche, diciamo, un gruppo di persone che si dedicano appunto a continuare una tradizione che, come sappiamo, non deve assolutamente cedere, anche se deve accettare la modernità, ma non cedere ovvero tutto alla modernità, e quindi questo è un discorso che va bene per tutti, anche per i giovani. Abbiamo bisogno di ricordarci chi siamo, è una cosa che forse chi come lei ha girato, perché la carriera l'ha portato insomma in giro per l'Italia, magari viene più spontanea, chi resta forse a volte si dimentica. Sì, il fatto quando si gira per il mondo poi si capiscono certe cose anche. Qui bisogna capirle, siccome i mezzi sono di comunicazione completamente diversi dei miei tempi, bisogna assolutamente stare in guardia, perché dobbiamo sapere da dove veniamo, chi siamo, e solo in questo modo i giovani potranno sapere dove potranno andare, se sanno che cosa hanno alle spalle. Franco Causio, anche lei questa sera all'evento di presentazione di Mani Friulane, una realtà ambiziosa con la voglia di valorizzare un territorio che lei ha conosciuto e al quale si è legato insomma nella sua carriera e nella sua vita. Che può fare di più forse per farsi conoscere, per valorizzarsi? Credo che nella vita uno non si deve mai sentire appagato, deve sempre migliorarsi giorno dopo giorno. Penso che oggi sia veramente una giornata giusta per poterlo fare. Ma questo Friuli, che cosa le ha dato in modo particolare? Ma guarda, io sono arrivato qui nello scetticismo generale, no? Quindi dicevano, quando sentivo in giro anche determinate persone, è arrivato il campione che è venuto qui a svernare e a guadagnare gli ultimi suoi soldi della sua carriera. Invece io avevo un obiettivo molto importante, far vedere a Torino e alla Juventus che avevano sbagliato a cedermi. Infatti io quando mi hanno dato via, io non sarei mai andato via dalla Juventus, quindi assolutamente. Quando mi hanno dato via, perché mi hanno detto che ero vecchio a 31 anni, quindi poi ho preso quella soddisfazione, e la prima persona che ho sentito è stato Enzo Bearzot. Enzo Bearzot mi ha detto subito così, mi ha detto una frase importante: guarda Vecchio,
perché io lo conoscevo da quando avevo 16 anni, quindi ci conosciamo da una vita. Se tu fai quello che io ho sempre creduto in te in questi anni che ti ho chiamato, sarai il primo a essere convocato nei 22 per la Spagna. Il mio obiettivo era quello, fare ricredere a chi mi aveva ceduto che si era sbagliato e dare anche la possibilità a certa gente qui, che era scettica nei miei confronti, di ricredersi. E io ho avuto la fortuna di poterlo fare con le mie capacità, quindi sono contento. Poi mi sono trovato talmente bene che queste persone che erano scettiche nei miei confronti sono diventate le mie migliori amiche. E quindi sono qui da oltre 30 anni, sono uno friulano d'adozione, nonostante che sia salentino, perché io sono di Lecce, salentino, quindi, e questa è veramente, come mentalità e come vive la gente, secondo me sono in simbiosi. Quindi. Poi qui ho trovato anche un ritorno, perché a Torino avevo perso anche delle volte delle cose nella vita, no? Assaporare la vita, quindi gli amici, uscire. A Torino eri troppo legato, troppo chiuso. Qui invece ho ritrovato l'uscita la sera. Non bevo perché non è, qui c'è lo spritz, c'è la roba, quindi, e allora, però andavo lo stesso perché trovavo della gente che a me era diventata familiare, quindi per stare insieme, quindi c'era sempre l'occasione giusta per poter creare questo ambiente familiare.